Franco Cuccu. E ora ci spostiamo a Sassari, dove dopo la brutale aggressione di sabato scorso a 2 giovani la città è scesa in piazza per dire no all'odio e alla violenza. Chiara Pottini. Basta con la violenza, basta con il razzismo, basta con l'omofobia. In 300 con slogan, cartelli, striscioni, un inno all'uguaglianza e alla libertà di essere diversi senza dover temere di sentirsi discriminati. Un appuntamento organizzato in poche ore in un luogo simbolo, Piazza Tola, dove sabato scorso 2 amici sono stati aggrediti e pestati brutalmente da 4 ventenni ancora ricercati. Con questa manifestazione noi logicamente chiediamo lo stop alla violenza e alla discriminazione. In che modo? Molti chiedono più repressione, più telecamere, più polizia. Noi non chiediamo questo, ma chiediamo l'estensione della legge Mancino, la fine della discriminazione, delle offese libere all'interno delle istituzioni, così come è avvenuto contro il ministro Kyenge. Le richieste dei manifestanti si rivolgono anche a Roma, dove la settimana prossima a Montecitorio sarà esaminata la proposta di legge contro l'omofobia già approvata in Commissione Giustizia alla Camera. In prima fila i rappresentanti del movimento omosessuale sardo, organizzatori del sit-in, ma anche le istituzioni locali e tanti cittadini. Una condanna unanime contro la brutalità e l'ignoranza ed una violenza che non si manifesta solo attraverso l'omofobia, ma che dilaga in modo preoccupante e può coinvolgere chiunque. La cronaca, i carabinieri